Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, come avrete visto dal titolo della mascherina, oggi faremo un giro di Sibille con i 3 mazzetti per vedere se il prossimo incontro vale la pena continuare o bloccare o magari insistere oppure magari fare qualcosina in più per aiutare questo crescere di diffusione di sentimenti, insomma se vale la pena sì o no nel prossimo incontro insistere o abbandonare la situazione, sia per lui che per lei. Vediamo un po' nel mazzetto, nel gioco dei 3 mazzetti. Quindi adesso il vostro Marietto Veneziano mischierà le carte, come al solito, vedete, le sibille chiacchierine, e vediamo cosa ci dicono, se al prossimo incontro dobbiamo lasciare stare o insistere con il nostro lui. Facciamo 3 bei mazzetti di carte, voilà. Quindi iniziamo, primo mazzetto, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene, vedete, 3 mazzetti, concentratevi bene, respirate profondamente, guardate i mazzetti, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. La domanda è questa: se al prossimo incontro con lui o con lei io devo abbandonare questo sentimento o devo investire, cercare di contribuire, rafforzare questo incontro, questa volontà di volerci bene. Bene, iniziamo con il primo mazzetto, il numero 1, ricordatevi, numero 1, numero 2, numero 3, 3, 2, 1. Bene, iniziamo col primo mazzetto, il vostro Marietto Veneziano, vediamo cosa dice. Allora, prima carta, falsità, amica, omaggio prezioso, ammalato e fedeltà. Ripetiamo bene, prima carta, falsità, amica, omaggio prezioso, ammalato e fedeltà. Allora, alla domanda se al prossimo incontro con questo lui o con questa lei io devo arrendermi o contribuire a rafforzare questo messaggio, vediamo che all'inizio sembrerà una cosa che non valga la pena investire, ma poi con amica e omaggio prezioso vediamo che la cosa vale perché abbiamo un'amica fedele, che può essere anche spirituale, e abbiamo anche omaggio prezioso, una stanza, quindi vediamo che c'è potenzialità. In più però vediamo che c'è in questo incontro un piccolo scalino da fare con l'ammalato, che però può guarire, e infatti guarisce e diventa fedeltà. Quindi noi nel primo incontro o il prossimo incontro alla partenza saremo un po' demotivati per via della falsità che crediamo che esista, ma vedete, fedeltà infine dell'incontro la fedeltà ci dà speranza anche perché con amica e omaggio andiamo sul sicuro. L'ammalato poi purtroppo può essere che in questo incontro qui c'è qualcosa che lui dice o lei dice che non sembra proprio essere pertinente, proprio perché siamo partiti con falsità, ma noi finiamo con fedeltà. E quindi nel primo mazzetto direi che la cosa di questo incontro potrebbe sembrare partita molto male, ma poi c'è un crescendo e alla fine chiude con falsità. Quindi direi che il prossimo incontro che fate con lui o con lei sarà positivo sul finale. Quindi bisogna investire, essere coriaci e insistere. Nel primo mazzetto essere coriaci e insistere che la cosa si risolve. Vediamo il secondo mazzetto del vostro Marietto Veneziano. Malinconia, imeneo, giovane fanciulla, pensiero e riunione. Signori, qui è quasi un 6 all'8, è un 13 al totocalcio, perché? Vediamo malinconia, imeneo, giovane fanciulla, pensiero e riunione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo incontro noi andremo un po' malinconici, però c'è una grande promessa che si apre. È una giovane fanciulla. Questo cosa vuol dire? Che noi siamo ben disposti, anche se siamo pensierosi, ma con imeneo e riunione vediamo che tutto quello che noi credevamo
va in nulla, nel senso che andrà bene. Il nulla è tutti i pensieri negativi della malinconia, però con Imeneo e Rignone la situazione sarà estremamente positiva, anche se noi col pensiero saremo sempre un pochettino, insomma, saremo sempre un pochettino tesi, diciamo così. Quindi grandi promesse e grande riunione. Lasciate stare la malinconia anche se siete in pensiero. La fanciulla sta a indicare che se lui o lei c'è qualcosa di spirituale molto forte che vi sorregge, anche per via della riunione e dell'Imeneo. Quindi anche il secondo mazzetto, diciamo che anche se partiti malinconici finite con una bella riunione, perché avete l'Imeneo che vi sorregge. Quindi nel secondo mazzetto direi che è molto meglio anche del primo, perché se il primo siamo partiti con la malinconia, con la falsità, scusate, nel secondo con la malinconia, ma finisce in riunione. E vediamo il terzo mazzetto. Vediamo il terzo mazzetto. Viaggio, leggerezza, il nemico, attenzione al nemico, casa e consolante sorpresa. Ripeto, abbiamo avuto la carta bianca che è un jolly molto positivo, ma vediamo viaggio, leggerezza, nemico, casa e consolante sorpresa. Qui vediamo che all'inizio ci saranno dei cambiamenti, molto probabilmente. Noi pensiamo di fare una cosa, in realtà la cosa si sposta su altri piani. Abbiamo preso con leggerezza e la cosa sembra guidata da qualcuno che spira alle nostre spalle, vuole lavorare alle nostre spalle, magari una concorrente o un concorrente, insomma c'è qualcosa che non va dietro questo disegno, questo incontro, però vediamo la casa, cioè la sicurezza e la consolante sorpresa alla fine. Quindi partiamo con dei progetti che molto probabilmente verranno cambiati perché abbiamo la leggerezza di pensiero e un nemico rema contro di noi questo incontro, però sul finale casa e consolante sorpresa, quindi la cosa diventerà positiva. Diciamo che non dovete arrendervi se i vostri pensieri all'inizio sono di fare qualcosa, ma poi vengono cambiati perché c'è qualcuno che sta remando contro, ma alla fine casa e consolante sorpresa vi porteranno solamente cose positive. Bene, quindi i tre mazzetti tutto sommato hanno dato carte molto propositive, sono state più o meno tutte sulla stessa onda, sebbene abbiamo avuto un primo mazzetto che partiva con falsità, comunque il secondo con malinconia e il terzo con viaggio e quindi cambiamenti. Quindi tutto sommato, cari amici che seguite il vostro Marietto Veneziano, direi che dovete essere propositivi col prossimo incontro che avete o con la lei o con la lui. Grazie di avermi ascoltato anche oggi in questa micro pillola del vostro Marietto Veneziano. E vi saluto e vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano. Grazie, alla prossima, ciao.